Sì, siamo orgogliosi di aver rappresentata oggi, poi in un momento anche particolare, perché domani per il turismo parte un weekend importantissimo per Treviso, quindi sì, ci siamo posti il problema, abbiamo pensato che riqualificarla nella maniera totale, con un sistema di comunicazione più moderno, con addirittura l'inserimento la possibilità di inserire delle app che vanno a spiegare dove ci siamo e cosa vediamo e come sono stati fatti questi monumenti, sia una cosa importante, soprattutto nell'unitarietà del sistema e del linguaggio di comunicazione. Sì, è un'iniziativa che non l'abbiamo inventata noi, c'è stata già proposta e già ottenuto degli ottimi risultati anche in altre città. È quella di caratterizzare il centro storico in quartieri, proprio in aree, chiamiamole come vogliamo, ma l'importante è la caratterizzazione, perché possiamo così lavorare su uno spirito di squadra, su delle attenzioni, delle necessità che sono sicuramente le primarie, di conseguenza contribuire allo sviluppo del commercio, del turismo, delle attività, ma anche della vita quotidiana della città in maniera migliore.